Poi delle risposte! O senese non può morire in le indifferenze di senesi. O 5 della manifestazione. Ti puoi parlare senese con la cocina del Busalla, del Bugiascu, del Pegi. Noi altri siamo inclusivi, non ti discriminiamo. Se vi cala la vostra lingua, a dove viene il più possibile, via strada, in tesche, o travaggio, in famiglia. Ma che sciopero dell'italiano? Ma se non si parla neanche più l'italiano. Parliamo usenese. Usenese non si parla mica più. Ma mia. Ne ha travagliato, Ma signora, ma sa parla senese? Posso lasciare un volantino, ragazzi? Ti ringrazio. Posso dare... Po' senese, per parlare la lingua senese, grazie. Se vediamo ai 5 di dicembre, in quella data si parla solo senese, in quella data facciamo un sciopero dell'italiano. Ciù senese per tutti. A parte un po' il fresco, però la vacanza a Genova ci stava. È incredibile e ci sono posti bellissimi. Per Piazza Colombo? Ciassacrumbu, ti devi andare, ti devi andare avanti di lì, 100 metri in scia dritta, che in Magellau, già Sciapegue. Città a sinistra ti vai in Besagnino vende cosa, che bello lì, che freddo, che ti vai a fare onda, ti tieni 3 scan e ti galai nasci. Ti puoi sbagliare. Ciao. No. Io non ho capito niente. Tranquillo, guarda. Sembrava portoghese. Sì, ma io non lo parlo, ma lo capisco. No, ma possiamo andare, giù di qua, non ho capito. Ci troviamo qui in piazza Matteotti, davanti al Palazzo Ducale. L'attuale piazza è stata ricavata dalla piazza d'armi che difendeva il Doge quando... che è un sciopero. L'antica ciassa d'armi da Fortezza do Paggio che difendeva con la sua scorta arma o Doge durante la sua funzione pubblica. Siamo con chi che aspettiamo le palanche per salvare la nostra lingua, aspettiamo iniziative che hanno impromesso per promuovere e valorizzare tutte le parole di Sena e da Liguria. Il 5 di dicembre non parliamo italiano, anzi, andiamo ancora avanti. Il 5 di dicembre non parliamo proprio, me ne stai io, sento, parlo un po'. C'è gente che a me scrive e mi dice tu dici sempre dei belli nati, che pianite da dire, zitta. Però è serniu venerdì come giornata di sciopero. Qualcuno l'ha detto, ha fatto così per fare un fin settimana lungo. È un giorno di Balilla, un giorno importantissimo, una data storica per Pesena e pesenesi. Mi sono seguito che un giamba per asu usava stato chi cognatri per valorizzare la nostra lingua. Che sciopero! Turna! Mi raccomando, non stai a serare niente, parli solo in senese. Qualcuno dice che sei di pericolosi estremisti, che questa è una guerra all'italiano. Ma assolutamente noi non siamo contrari all'italiano, anzi le nostre lingue possono convivere perfettamente, però volevamo dare un segnale forte, che da dire che sai fasce garantie, che in caso d'emergenza l'italiano si può a due via. La promozione sarà attivata al costo di 99 euro. Non faccio niente. Lo prendo per un sì. Non voglio pagare niente, manco un cito. Perfetto, procedo. Ho detto di no. Ma lo dico in italiano, così abbiamo finito e non mi rompete più il benino. Cioè, non mi rompete le scatole e non mi chiamate più. Tu sei come Roma, qualunque strada porta da te. E che è un sciopero? Voleva solo so che Perché lei è proprio una bomba, Ogni parlata, ogni dialetto, ogni lingua regionale o locale ha un valore culturale, sociale, storico importantissimo. E quindi questo messaggio vogliamo che arrivi a tutta Italia e anche oltre i confini, perché parlare anche in dialetto non è una cosa da campagnoli, da retrogradi, ma anzi è una cosa modernissima, soprattutto anche di fronte a un modello culturale di appiattimento che un po' tende a tarparci le ali, a farci dimenticare chi siamo. Andiamo sempre avanti. Che lince! Non si sente bellino, non si sente. Ma ha ragione, però se dove ne resta anche. La resta non si sente lì. Voglio un momento. Buona. Grazie, buona.